Allora, Presidente, poi continuiamo su questa onda che avevamo preso per spiegare bene la valenza di questo prodotto. Anche le caratteristiche, per questo punto io lo Sì. scelgo perché ha delle caratteristiche ben precise, Beh, dal punto di vista organolettico e è chiaro tutto. che i radicchi contengono tanta acqua e quindi sali minerali, fosforo, potassio, calcio, quindi le antocianine sono antiossidanti, fanno bene sicuramente una dieta improntata all'utilizzo del radicchio, del rosso del radicchio, fa sicuramente bene. E quindi se il consumatore vuole mantenere una dieta interessante con basso apporto calorico, utilizza il radicchio, meglio radicchio di Chioggia IGP in questo caso. Poi ci sono le diversità, appunto, come abbiamo visto prima, del territorio. Gran parte del territorio del radicchio di Chioggia IGP è lungo la costa, appunto, che va dal delta in su verso la laguna, e quindi è sabbia, e sabbia ha lo iodio, e quindi ha come dire, aspetti nutrizionali ancora più marcati in questo senso. Interessanti. Interessanti. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche per preferire un radicchio che proviene certamente da questi luoghi, piuttosto che da altre parti dell'Italia oppure dal mondo. Se ne importa anche dal Kenya e dalla Thailandia, quindi... Se ne importa, però le vedo che non si consuma tutto quello che si produce, ma se ne va a importare. Allora, non è che non se ne consuma quanto si produce, perché io non vedo mai radicchio buttato via. Ci sono Per momenti, conti non tornano. ci sono momenti in cui avviene la protesta e quindi si va sulle piazze a regalare, oppure si fa vedere che vado a fresare, no, un campo di radicchio per dire che non mi conviene neanche raccoglierlo. Allora, la raccolta del radicchio fa parte del costo di produzione che abbiamo detto prima, e se uno riesce a ricavare 10 centesimi è meglio ricavare 10 centesimi piuttosto che buttarli via, perché poi bisogna affrontare anche i costi e pagare le fatture del consorzio oppure degli altri fornitori. Quindi bisogna lavorare nel segno che non bisogna più che succedano queste cose qua, di vendere a un prezzo inferiore al costo di produzione. Io ho fatto fare uno studio, ho fatto 3 anni presidente del mercato di Brondolo, di Chioggia, del mercato ortofrutticolo. Ero talmente convinto di quello che sto dicendo, anche allora, ho finito nel 2012, che sul finire dell'anno ho dato un incarico all'Università di Parma, quindi un ente anche fuori dal Veneto, sì, proprio per fare uno studio specifico sul radicchio, a 360 gradi. Dove va il radicchio che io porto in mercato? Quali canali? Va all'estero, va in Italia? Avere chiarezza sui numeri, perché poi ci sono tante statistiche e varie. Da quello studio io adesso ho la certezza di dare dei numeri, perché da quello studio sono emersi tutti che cosa è questi emerso dati. sostanzialmente? Che l'Italia è una grande area di produzione, però che non è la sola, che se ne producono in tutto il mondo e che tutto il mondo sta vendendo in gran parte radicchio di Chioggia. E quindi facendo una grande contraffazione. Allora, c'è una grande contraffazione ma si può dire contraffatto, cioè c'è un marchio garantito, il marchio è registrato a livello internazionale, no? No, Perché non c'è, ovviamente le cioè, contraffatto lo si può dire per l'Italia, ma non fuori. Le DOP IGP hanno una valenza territoriale per l'Europa. E quindi il ragionamento dell'America prima degli Stati Uniti è legato al fatto che non hanno recepito. Non solo non hanno recepito, ma le lobby dell'agroalimentare, dell'alimentare statunitense, dicono che sono in concorrenza i prodotti a marchio italiani, cioè il parmigiano reggiano, non il parmesan. Quindi loro difendono il parmesan contro la politica del marchio.
e che è il controsenso. Ci hanno voltato Sì, la come fossimo noi altri frittata. responsabili Esatto. di tutelare dei prodotti, e invece noi sappiamo che è diverso. Quantomeno però perché si sono chiusi dei mercati di esportazione nazionale verso i paesi europei? Perché sempre più quegli ibridi di prima vengono prodotti, io li adatto a dei climi, a delle situazioni particolari in Germania piuttosto che in Inghilterra, in Francia, in Belgio, in Bielorussia, in Romania, e quindi produco là e quindi sono già nel mercato là. Ecco, però riconosce, se proprio per la persona normale, se uno prende un radicchio di Chioggia, c'è l'acqua davanti, e c'ha un radicchio che viene dal Senegal, facciamo l'esempio, no? Posso immaginare che lo troviamo nei nostri mercati. Che differenza c'è a livello di sapore, di colore, di forma e di... Allora, sempre più si sta perdendo il testimone originale. Esatto, E quindi perdendo il testimone originale, che oggi io lo quantifico in un 1%, e il consumatore non capisce più niente. È quello che è il messaggio che è arrivato prima. Sta mangiando e mangia dicendo che cattivo, sa di cartone, sa di plastica, è troppo amaro, è troppo... Quindi forse anche poi limitando l'acquisto, e quindi si sta perdendo, anche se diciamo il consumo grosso modo dei radicchi è sempre quello a livello nazionale. Allora il problema qual è? Far emergere sempre più queste differenze. Il consorzio cosa sta facendo? Va in store, va nei punti vendita, nella GDO, trova accordi appunto attraverso i nostri confezionatori, si propone nei punti vendita, fa gustare, fa assaggiare il prodotto vero rispetto agli altri. E quindi il consumatore ha questa percezione di differenza. 2 anni fa, proprio in casa Coldiretti di Venezia, provinciale di Venezia, io ho portato dei radicchi dove abbiamo riempito, tagliati, crudi, su delle terrine, no? Dei recipienti, mettendo sotto l'origine e la diversità tra un prodotto... Gli addetti ai lavori non li riconoscevano? Tutti quanti li hanno mangiati, qualcuno si è soffermato, giornalisti, ma c'era presente anche dei responsabili della Guardia di Finanza, delle Camere di Commercio, quindi dell'insieme che poi deve anche controllare e valutare queste cose. Ed è emerso chiaramente che il radicchio proveniente da Chioggia e quindi dai 10 comuni, ha un sapore diverso. Quindi bisogna lavorare anche con gli strumenti che la Regione Veneto ha oggi in dotazione. Ci sono dei centri di sperimentazione, noi ne abbiamo uno specifico per l'ortofrutta che è il centro sperimentale di Rosolina, dove vengono fatte delle sperimentazioni. Io cercherò di spingere sempre più sugli aspetti gustativi per esaltare questi tipi di valore e trasmetterli verso il consumatore. Ecco, allora i consorzi servono per creare le migliori condizioni. Bravo, difendiamo a spada tratta i nostri prodotti, lottiamo contro le contraffazioni. E questo mi fa piacere indubbiamente, perché è un sentire comune. Dico, noi abbiamo pochi strumenti, soprattutto pochi strumenti economici, però abbiamo un sistema che se si mette insieme, io devo fare un elogio alla Regione Veneto, perché proprio sul finire del 2013 ha fatto una delibera creando una condizione attraverso degli approfondimenti, una caratterizzazione particolare, coinvolgendo l'Università di Padova e l'Università di Verona su 2 aspetti caratterizzanti, che sono ovviamente sul prodotto e sull'aspetto ambientale, perché produrre bene, produrre qualità, quindi un prodotto di qualità, deve essere anche prodotto in un territorio di qualità. Sono state coinvolte circa 200 aziende per tutti i prodotti ortofrutticoli veneti, quindi anche la parte che riguarda il territorio IGP del radicchio di Chioggia. Io attendo con fiducia le analisi che vengono fatte e che verranno
fatte in questo periodo come risultato finale, perché non possiamo rischiare di avere una terra di fuochi sotto i nostri piedi. Quindi questo sarebbe un ulteriore passaggio. Io sto leggendo in tanti messaggi che arrivano, sostanzialmente credo che siano gli addetti ai lavori, perché c'era chi chiedeva come è possibile che il prodotto estero costi di meno quando c'è il discorso del passaggio in nave eccetera, quando i produttori locali lo vendono a niente, hanno un margine di guadagno che è addirittura vergognoso. Quindi che che lo regalano la produzione all'estero, appunto di domanda, se appunto lei parlava effettivamente di 15 centesimi, che è pochissimo, rapidissimo perché siamo in chiusura proprio. Qual è il rischio? Quanto costa la manodopera in Italia? Io adopero nella nostra azienda i voucher, costa 10 euro all'ora. Okay. L'estero costa come? Quanto costa un bracciante egiziano o marocchino? $2 al giorno? Ecco la differenza, quindi che è giustificata sul fatto che non poi tanto è il chilo, ma va al quintale a questo punto, sarà 15 centesimi al quintale. Quindi ecco, la differenza sta tutta qua. È per questo che siamo in una guerra commerciale e i nostri maggiori alleati siamo tutti noi, nel senso che facciamo parte tutti quanti dello stesso tipo di azione. Quindi il costo più basso compensa anche il trasporto, eccetera. Quindi questa è un po' la spiegazione. La ringraziamo, mi dispiace anche averla interrotta, che il tempo è volato, abbiamo anche tante diverse domande che sono state poste, speriamo di aver risposto più o meno a tutti. Speriamo di averla ancora presto al nostro ospite. Ecco il marchio di riconoscimento. Metto questo perché è un progetto che noi stiamo facendo sul territorio dei 10 comuni e delle 3 province. Mi trovi qui, è per evidenziare che il ristorante che adopera Radicchio di Chioggia deve avere questo attraverso una gara deve avere un riconoscimento, altrimenti non è Radicchio di Chioggia ma è un ibrido. Può essere anche Radicchio di Chioggia, non fa parte della gara, però sarebbe opportuno che il ristorante adoperasse questo. Si forgiasse del marchio. Grazie Presidente, grazie a voi di averci seguito e aver partecipato, noi naturalmente ci vediamo domani. Grazie.